Matteo Azzei, quanto rammarico c'era? Avete ribaltato bene la gara col Sant'Elena al 40° del secondo tempo, il pareggio che avete contestato, Toro aveva la palla in mano, prende un colpo, segna ferro, però il due pari comunque vi lascia davanti al Sant'Elena. Ci lascia molto rammarico questa domenica perché abbiamo fatto la partita, un'ottima partita da tutti i punti di vista, soprattutto offensivi, visto che ci mancava un po' questa fase qua e oggi siamo riusciti a completarla. Ecco. Molto rammarico per le occasioni e insomma, abbiamo visto tutti come è andato. Matteo, un bel inizio, però poi prendete il gol quando avevate voi in pugno la gara, stavate pressando, stavate attaccando. Questa cosa ci ha rotto un po' le gambe perché sì, abbiamo subito queste palle inattive soprattutto, loro molto fisici e abbiamo sofferto tanto queste occasioni. L'avete ragganciata sul rigore, racconta l'episodio. Ma all'episodio c'erano parecchi spazi per puntare e niente, dovevo puntare e fare male e mi è andata bene. Mentre il 2-1 la ribalti, allora intanto splendido il lancio di Rosa e tu hai fatto un aggancio pauroso e poi l'hai piazzata sull'uscita del portiere. Sì, è andata bene, un ottimo lancio, forse il 90% è dovuto a quello il mio gol e niente, è andata bene così e adesso puntiamo a rimanere terzi perché è il nostro obiettivo principale. Per te comunque è una bella spinta, aver segnato, a Castello sei partito dalla panchina, oggi sei partito titolare, il gol mette sempre un po' più di entusiasmo, no? Sì, ho fatto un inizio di stagione dove ho sofferto l'infortunio passato e adesso sto riprendendo ai miei ritmi, ecco. Come stai vedendo questa corsa al vertice? Perché poi domenica al Sant'Elena col Tortolì ci sono sempre questi scontri, voi come Villa Cidrese ne avete incontrate quasi tutte quelle dell'Alto nell'ultimo mese e mezzo. Sì, noi cerchiamo di guardare solo a noi stessi e fare il massimo e agganciare il più possibile la fetta. Intanto state facendo grandi cose perché un mese e mezzo, 2 mesi fa eravate noni, quasi stagione da archiviare, l'avete rimessa in piedi su molto bene. Sì, c'è stato un cambio di allenatore che sicuramente dal mio punto di vista ha influito tanto, abbiamo trovato molta stabilità e ora dobbiamo goderci tutto quanto. Grazie Matteo, complimenti e in bocca al lupo. Crepi.